Buone stelle da Radio.0, la miglior radio del Friuli Venezia Giulia. Eccoci amici dell'oroscopo, siamo arrivati a questo mercoledì 20 luglio pronti con le novità del giorno insieme alle stelle di Radio.0 e insieme a me, Maria, che intanto vi do il buongiorno, pronti ad andare anche a capire come andrà questa giornata per i nostri 12 segni e quindi pronti a partire. Iniziamo dall'Ariete. Grazie al senso di responsabilità dettato oggi dal sestile della Luna con Saturno non fuggirete di fronte ad alcune magagne apportate dalle bizze con Plutone e con il Sole. Nella relazione amorosa in particolare parliamo di cuore, fate capire al partner che non volete affatto defilarvi, volete solo essere presenti per la vostra dolce metà. Toro, voi rinascete in serata, l'astro notturno oggi busserà alla vostra porta, regalandovi un'atmosfera romantica e soffusa. Non dovrete poi far altro che seguire il vostro cuore, che romantici. Ampliate invece i vostri interessi senza paura, più cose imparate più ne potrete usare per ogni evenienza e vi saranno utili. Gemelli, con voi parliamo di amicizie, anzi di nuove amicizie. Cominciate con il rompere il ghiaccio, ad esempio con una battuta di repertorio, se ce l'avete, chiedete consiglio magari. Poi improvvisate andando a braccio, che va sempre o almeno quasi sempre bene. Mantenete la concentrazione però. Riportate invece l'attenzione verso un atteggiamento costruttivo. Nella coppia c'è bisogno di tanto dialogo. Voi, amici del Cancro, invece vorreste manipolare a vostro favore la situazione, ma a causa dell'opposizione del Sole con Plutone state molto attenti alle possibili conseguenze che non sarebbero piacevoli. Nei piccoli conflitti e nelle discordie, importante che ammettiate sinceramente anche i vostri errori, anche se qualche volta non vorreste proprio farlo. Leone, con voi parliamo del nostro argomento preferito, le vacanze. Prepararsi, per voi almeno, non è più un miraggio, considerando la Luna nel propulsivo Ariete. Certo, dovete ancora sistemare qualcosina, ma prima il dovere e poi il piacere, anche se vorreste fare esattamente l'opposto, lo sappiamo, ma le regole e le norme sono da seguire. Vergine, lo sappiamo quanto è difficile prendere una decisione su due piedi, specialmente se, come voi, siete attratti ora dall'una, ora dall'altra direzione. Vi occorre proprio un consiglio, noi ce l'abbiamo. Ritagliatevi dei momenti di silenzio per ricaricarvi, concentrarvi e organizzare le prossime mosse. Mi raccomando, vincenti, Bilancia, voi vi state preparando ad affrontare di petto una questione alquanto spinosa. Si rivelerà però alla fine solo un timore infondato, tranquilli. Se questa volta non siete disposti a perdonare l'altro per una parola di troppo, però non pretendete poi comprensione in caso di una vostra defiance. Non sarebbe giusto, meglio equilibrarsi? Scorpione, eccoci da voi. Mercoledì senza infamia e senza lode, soprattutto se state cercando di non dare troppo nell'occhio, di mantenere certe distanze, in particolare da qualcuno. Ma invece mettetevi in gioco, anche se dovete rischiare qualcosina. Se non date, tenetelo bene a mente, non potete sperare di ricevere. Sagittario, siamo felici di essere da voi perché il divertimento è assicurato questa volta in vostra compagnia grazie al trigono lunare. Dimostrerete agli altri che sapete pure benissimo cavarvela anche da soli. Occasioni da cogliere al volo per voi nel mondo lavorativo in particolare. Attendere vorrebbe dire lasciarsele sfuggire, non è questo quello che volete, vero? Capricorno, la quadratura Luna-Plutone vi rende oggi abili nel trattare e nel rigirare la frittata a vostro vantaggio, quello che vorremmo saper fare tutti. Anche quando credete di essere arrivati, però, l'opposizione del Sole con la Luna vi farà capire che si può sempre migliorare qualcosina, quindi almeno provateci. Acquario, a voi un amico ringrazierà per l'atteggiamento leale nei suoi confronti. Lo sappiamo, siete dei grandi altruisti. Gli ottimi rapporti lunari con Saturno poi sono un bel biglietto da visita da presentare ai nuovi arrivati, ai nuovi incontri. Potete assumervi poi una maggiore responsabilità, un affare non facile, questa volta potrebbe essere un bel campo di prova per voi. E chiudiamo con i nostri pesci, anche voi pensate già alla serata, questa che sarà riarmonizzata, a differenza del giorno, dalla Luna in transito nell'amico Toro, quindi organizzate una bella rimpatriata per rinsaldare i rapporti magari. L'attenzione a dettagli e piccole cose poi fanno davvero la differenza in un mondo così veloce, provare per credere. Ed è tutto quindi anche dalle nostre stelle per le novità del giorno, il nostro appuntamento si chiude qui, ma noi ritorniamo domani, sempre puntuali, sempre qui, sempre alla stessa ora. Intanto a tutti una buona giornata e buona fortuna! Radio.0, la miglior radio del Friuli Venezia Giulia. Radio.0